Sabato 13 maggio, prima dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sulla distanza del doppio chilometro, sono 8, 1 Embajador, 2 Ethan, 3 Esbien MTT, 4 Esteban Daghi, 5 Escarlata, 6 Erenio Mais, seconda linea 7 Eclipse Adri, 8 Elixir. Il pronostico vede Embajador netto favorito, alternativa Ethan, gli altri decisamente trascurati. Intanto c'è l'incertezza di Esbien MTT, macchina intanto che accelera, l'errore anche di Esteban Daghi che cercava la partenza. Numero 4 Esteban Daghi squalificato. In avvio è Embajador che riesce a cogliere bella partenza per anticipare Ethan che rimane in seconda posizione, mentre al largo è rimasto Erenio Mais. In terza posizione invece sfila Eclipse Adri. Dopo 200 metri in 15,5 guida Embajador, 2 lunghezze avanti ad Ethan. Numero 3 Esbien MTT terza posizione per Eclipse Adri, poi Elixir. Intanto rallenta sensibilmente l'andatura il leader che completa un quarto iniziale addirittura in 32 con 16,5 di seconda frazione. E ritmo quindi molto blando per questo primo segmento di gara. I 600 iniziali se ne vanno infatti in 49,6 con un 17,6 addirittura in curva. Tutti si adeguano all'andatura del favorito e quindi non succede nulla per il primo mezzo miglio. 800 metri tranquilli al comando per Embajador che li completa in 1,6,3. 16,7 anche questo parziale. Ethan rimane in seconda posizione davanti a Eclipse Adri, poi Erenio Mais. E intanto il chilometro iniziale se ne va in 1,22,8 con Ethan che esce all'esterno. A questo punto la corsa diventa un chilometro. Da 2 chilometri iniziali si è trasformata praticamente in un giro di pista, 800 metri o poco più, con Ethan che cerca di impegnare Embajador. C'è stato un allungo ora e si arriva ai 600 finali con un parziale in 14,6. In vantaggio Embajador, Ethan che lo impegna, gli altri nettamente più discosti. Si riprende il vantaggio Embajador che costringe ad accodarsi Ethan quando siamo sulla curva conclusiva. Ethan prova a rifarsi sotto. Embajador in vantaggio a 250 dall'arrivo. Ethan comunque che rimane lì a contatto, gli altri staccatissimi. Retta d'arrivo con Embajador che dopo un 14,4 ha preso 2 lunghezze abbondanti ad Ethan e nel finale Embajador controlla la situazione, vince largo. Secondo posto per Ethan, al terzo a distanza conclude Elixir. 1,17,2 sul doppio chilometro con 28,7 poi 28,8 però per gli ultimi 800 metri, quindi 2 quarti significativi dopo un primo chilometro davvero molto molto blando. E però sia Embajador che Ethan hanno poi mostrato di andare forte. Embajador vince bene, 3 lunghezze avanti all'avversario. Rivediamo le battute conclusive. Embajador che sigla questa prima dall'Arcoveggio, secondo posto per Ethan, a distanza finisce invece Elixir. Embajador, Roberto Vecchione per conto di Holger Ehlert e della scuderia Zacon Joe.